Secondo appuntamento di Io non ci casco, nipoti digitali, oggi qui all'Istituto Rita Levi Montalcini con i qualificati protagonisti che parleranno del problema ai tanti alunni presenti. Sì, continua il nostro percorso nelle scuole agrigentine, negli istituti comprensivi, per portare, diciamo così, la campagna di informazione Io non ci casco, nipoti digitali. Quest'anno abbiamo dato questo focus sulla materia del digitale, ma soprattutto del nipote, che sarà il vero protagonista dell'iniziativa, attraverso tutta una serie di iniziative legate proprio al fatto che i nipoti porteranno i nonni ad avere le informazioni necessarie e opportune per evitare di cascare in questo odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Ringrazio la Prefettura di Agrigento e le forze dell'ordine che saranno al nostro fianco in tutti questi percorsi. Come dire, è un'esperienza bellissima quella che stiamo facendo. La prima tappa che abbiamo fatto all'Anna Franca ha avuto un grandissimo successo. Oggi alla Rita Levi Montalcini al Villaggio Mosè. La vera forza sono i ragazzi, sono i giovani, con il loro entusiasmo, con la loro capacità di interpretare immediatamente tutto quello che di positivo c'è attorno ad un progetto e trasmetterlo in questo caso ai nonni. E i nipoti digitali avranno poi alla fine del progetto un riconoscimento grazie al lavoro che faranno all'interno dell'app Città di Agrigento, con la registrazione di video, con la registrazione di vocali e anche con la preparazione nelle loro classi di un disegno che abbia il tema delle truffe agli anziani, in modo tale da rendere, diciamo, questo progetto effettivamente oltre che effervescente, grazioso e giocherelloso nella sua finalità generale, ma soprattutto arrivare all'obiettivo finale, che è quello di dire ai nonni: state attenti a non cascare nelle truffe. Senti, voi vi farete aiutare da degli esperti, no? Oggi chi sono gli ospiti che racconteranno, diciamo, quanto dovuto ai ragazzi? Oggi avremo la presenza della polizia stradale con i propri funzionari che ci racconteranno delle esperienze vissute sul campo. Ci sarà anche la presenza della polizia postale che ci traghetterà insieme a noi in tutti questi incontri. Grazie a che cosa? Grazie al loro straordinario lavoro che fanno sul territorio rispetto a questo grave fenomeno delle truffe online e quindi tutto il mondo del digitale, oltre ai nostri esperti che si occupano del progetto. La dottoressa Teresa Urso interverrà in qualità di psicologa responsabile del progetto, ci sarò io con il mio intervento e ulteriori spunti verranno fuori dei nonni che saranno presenti nell'iniziativa. Sì, oggi è il nostro secondo appuntamento all'Istituto Montalcini di Villaggio Mosè. Abbiamo coinvolto le seconde e le terze classi che stanno partecipando con molto interesse. Infatti oggi ci sono diversi nonni che vogliono ascoltare proprio il messaggio che gli vogliamo lanciare. Il messaggio è proprio quello di ascoltare i propri nipoti nel scaricare l'app e quindi di poter leggere i consigli per poter evitare i raggiri e le truffe. Oggi il vostro istituto è partner di questa iniziativa Io non ci casco. Sì, siamo veramente contenti di aver aderito a questa iniziativa dall'amministrazione comunale di Agrigento del progetto Io non ci casco contro le frodi fiscali. I ragazzi hanno intrapreso un percorso didattico, diciamo, e portato a conoscenza di tutto quello che può succedere con i nuovi mezzi di comunicazione, i mezzi informatici, e quindi oggi stamattina ci sarà questo incontro anche alla presenza proprio dei nonni dei nostri alunni, proprio per dare loro opportunità per evitare eventualmente le truffe che purtroppo oggi sono all'ordine del giorno. La vostra testimonianza a questa iniziativa quale sarà? Noi siamo qui con i giovani perché attraverso i giovani vogliamo arrivare ai nonni, perché purtroppo anche qui ad Agrigento ci sono diverse truffe agli anziani e quindi cerchiamo di raggiungere i giovani per sensibilizzare gli anziani che troppo spesso, perché sono buoni oppure perché credono che la gente sia sempre onesta, purtroppo cascano nelle truffe e poi quando vengono a denunciare si sentono male perché si sentono in colpa. Quindi bisogna capire che il problema non è di chi è truffato, ma della gente che in maniera cattiva vuole approfittare della bontà delle persone. Lei oggi ha voluto essere presente qui, come valuta questa iniziativa portata avanti dal Comune, che quest'anno ha come focus anche i nipoti che trainano i nonni? È importante perché siamo stati coinvolti in tante storie, noi nonni, e perciò vediamo quello che
che si realizza oggi e dobbiamo anche imparare anche noi. Per caso lei riceve sempre queste telefonate un po' strane che arrivano oggi? No, telefonate no, però dove abito io ho avuto un disguido con qualche ragazzo di colore, perché quando sono arrivato io gli ho detto cosa volete? Avete qualcosa? E mi hanno risposto con una frase volgare, in cui non lo posso dire. Poi gli ho detto, poi è venuto mio figlio e se ne sono andato. Ha capito? Ma volevano qualcosa. Ho capito che volevano, mi aspettavano. Oggi 2 nonni presenti a questa iniziativa, marito, moglie e nipote. Ecco, cosa ne pensa di questa iniziativa? La ritiene valida? È una cosa buona questa, è una cosa buona. A meno Lei ha avuto qualche caso di... no. Signora, come valuta questa iniziativa? Le piace? Sì? E tu che hai convinto i nipoti a venire, i nonni a venire? Sì, secondo me è un'iniziativa bella, e anche perché per far capire come distinguere le truffe da quelle che non lo sono.